Comincia tu a far l'amore, comincia tu. Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore, comincia tu a far l'amore, comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Io non volevo avere solo il potere di andare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. E anche questa la possiamo levare dall'elenco delle 100 cose da fare prima di morire. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. No, non sono Jeppe Gambardella, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 28 maggio dell'anno del Signore 2025. Avete ascoltato Bob Sinclair e Raffaella Carrà, Far l'amore del 2011 da La grande bellezza di Paolo Sorrentino con un immenso e intenso Carlo Buccirosso che è quello che si agita sotto il cubo della cubista e le dice tu che posso, la grande bellezza, anche qui signore e signori. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello a radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che io sto sostituendo, le videopillole, noccioline, caramelle e molta altra bella robina ancora per le vostre riflessioni e meditazioni quotidiane. Le nostre coordinate, oggi soltanto le zappe perché alle 9.05 avremo il sottosegretario Alessandro Morelli. E allora 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi per entrare in contatto con noi. Voglio salutare il nostro pastore di magiche onde, Francesco, che mi permette di arrivare alle vostre orecchie, ai vostri occhi attraverso la radio, attraverso i canali Twitch, YouTube, pagina Facebook, app, canale 252 e chi più ne ha più ne metta. Orbene, di che cosa parliamo oggi nella rassegna stampa odierna? Nella rassegna stampa odierna abbiamo ovviamente Gaza, il dramma di Gaza che continua, poi abbiamo Trump che ha minacciato seriamente Putin dicendogli è solo grazie a me se la Russia si è risparmiata fino ad ora cose molto brutte. Ancora la Meloni che anche in presenza di Roberta Metsola, la Presidente del Parlamento Europeo, si è lanciata in un serio attacco al Green Deal, dazi interni e euro fregnacce che ci
distruggono l'economia da anni. Poi ancora la giustizia, Del Mastro, il sottosegretario Del Mastro, che dice, quelle intercettazioni in cui qualche giudice dice ma alla Meloni non possiamo fare niente perché non è ricattabile, non può essere oggetto di inchiesta, questo è un atteggiamento da mafiosi, dice più o meno Del Mastro, alte grida della magistratura. Il ministro Nordio che dice dopo tutta sta storia di Garlasco faremo una riforma seria della magistratura e soprattutto delle procedure, perché non è possibile che ci siano questi show di questo genere. Infatti vedremo poi che cosa ha detto il ministro Nordio. L'Unione Europea che cazzia l'Ungheria perché non è sufficientemente europea, nel senso che non è tanto a favore del Gay Pride, e molte altre cosuzze ancora. Il tempo è poco, partiamo subito, mi raccomando, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliano. Sì, le agenzie di questa mattina, eccoci qua con l'ANSA. Medio Oriente, la folla assalta il centro degli aiuti, caos a Gaza, scintille ONU-USA, ore decisive per l'accordo di tregua, Israele accusa le Nazioni Unite, 400 camion in attesa a Kerem Shalom. Ancora, USA, Trump blocca il visto agli studenti e valuta il check social, USA alzano il travel advisory per l'Italia, rischio terrorismo, questa la vediamo tra poco. Omicidio in fuga, rapina un distributore, ucciso a coltellate un benzinaio. La sentenza, la strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti. E poi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, tra il 25 e il 29 il riscaldamento globale crescerà di 1,5 gradi. Infine, primo caso al mondo con la neurostimolazione torna a camminare, la prima volta successo del San Raffaele e del Sant'Anna di Pisa su un uomo di 33 anni dopo un incidente sportivo. Questi sono i segni dei tempi che ci devono far sperare e non disperare. A proposito dell'avviso dell'amministrazione Trump, sempre qui sull'ANSA, l'amministrazione Trump ha alzato il livello di travel advisory per l'Italia, invitando i turisti americani a esercitare maggiore prudenza a causa del rischio violenza terroristica. Emesso il 23 maggio, rilanciato oggi da alcuni media USA, l'avvertimento alza dal livello di base 1 a 2 il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei paesi UE è a livello 1 in scala da 1 a 4, mentre hanno il livello 2 Spagna, Germania e Francia. Il Travel Advisory avverte che i terroristi potrebbero attaccare senza o con poco avvertimento e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico. Andiamo ora a ragguagliarvi anche sulla strage di Viareggio. È stata confermata la condanna a 5 anni per Moretti, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e RFI, e altri 11 imputati. Sono state confermate anche qui le condanne per gli altri 11 imputati al processo d'appello Ter sulla strage ferroviaria di Viareggio in provincia di Lucca, che la notte del 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Qualcuno di voi lo ricorderà, era un treno merci carico di gas, erano tutti vagoni cisterna. Uno di questi ha avuto un problema a un asse, ha sviato, dopodiché sostanzialmente il treno è deragliato, si è bucato uno di questi vagoni cisterna e prendendo fuoco ha funzionato esattamente come una bomba termobarica e ha fatto 32 morti. Una cosa straziante, aggiungerei. Andiamo a vedere la BBC. La BBC apre con Trump. Anche qui gli Stati Uniti bloccano gli appuntamenti per la concessione del visto per gli studenti e pianificano una sorveglianza sui social media, un'inchiesta sui social media potenziata. Il Dipartimento di Stato dice che questa scelta avrà delle implicazioni significative per le ambasciate e per i consolati. Per quanto riguarda Re Carlo, che è in Canada, il re ha utilizzato la discrezione e l'allusione nel discorso al Parlamento canadese dopo appunto le polemiche con Trump. Infatti il titolo della BBC è un titolo a base di ironia tipicamente inglese.
Il discorso canadese del re non menziona voi sapete chi. You know who, voi sapete chi. È straordinario, veramente. Geniale, andiamo a vedere. Voi sapete chi. Andiamo a vedere la prima pagina, le prime pagine dei quotidiani, Dio santo, gli inglesi. Allora, Avvenire, quotidiano dei vescovi, assalto agli aiuti a Gaza, subito corridoi aperti, il fatto, non si fermano i raid dell'esercito israeliano, superate le 54.000 vittime. Il 7 giugno centro-sinistra in piazza. La folla irrompe nel centro di distribuzione aperto dagli americani e saccheggia il cibo. Zuppi, non si blocchino i soccorsi alla popolazione. La CEI, veglia di pace a Pentecoste. Politica, Green Deal una pazzia, via le barriere interne, Meloni e gli industriali all'attacco della UE. Fotonotizie a centropagina, l'assalto agli aiuti umanitari a Rafah, i medici di emergency, drammatiche le condizioni della gente, epidemie di scabbia e infezioni, cure sanitarie collassate. Dopodiché, dopo il freddo sulla tregua, Trump minaccia Putin sull'Ucraina. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Trump, mitico Corrierone, Trump scontro aperto con Putin, il presidente americano sta scherzando col fuoco, valuta nuove sanzioni. Mosca evoca la terza guerra mondiale. A Gaza la folla affamata dall'assalto agli aiuti, il Vaticano, basta raid, Hamas liberi gli ostaggi. Di spalla, intervista con Nordio, Garlasco, una sconfitta comunque vada a finire. Ancora, le forniture americane ferme, le armi che mancano a Kiev, la stretta, controlli social, poi il rilascio, USA, stop ai visti per gli studenti. Di spalla, economia, energia, l'appello di Confindustria, la partita dei dazi, Meloni all'Europa, abolire quelli interni. Fotonotizia a centropagina, la storia, primo intervento al mondo al San Raffaele, io tornato a camminare dopo la paralisi. Un paziente paraplegico di 33 anni torna a camminare dopo grazie a un neurostimolatore, dopo che 4 anni fa una grave lesione midollare gli aveva paralizzato le gambe. Andrea è il protagonista di un caso clinico unico al mondo, pubblicato su MedCell Press da un team multidisciplinare del Mind Lab, composto da medici, fisioterapisti, ricercatori del San Raffaele di Milano, insieme ai bioingegneri della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Non ricordavo, dice emozionato, di essere così alto. Il Fatto Quotidiano, allarme di Melillo & Company, la Zanettin Bongiorno Costa imbarazza pure Fratelli d'Italia. Sui sequestri dei telefoni, più impunità per le mafie. Divieti assurdi ai PM, il PNA, il Procuratore Nazionale Antimafia, è un disastro per le indagini. L'ANM anche sui web reati. Ancora, tutte le riforme che disarmano i PM, così mattone dopo mattone le destre smontano le norme per la lotta ai clan. La Cassazione chiedeva il ricalcolo, strage di Viareggio, 5 anni di carcere a Moretti anche nel secondo appello. Il Giornale, la svolta buona, il piano cambia Europa, Meloni, basta dazi interni per far ripartire l'economia, ok di Mezzola, la ricetta di Confindustria, energia troppo cara, subito il rilancio industriale. Corteo del 7 giugno, l'opposizione in piazza per Gaza impoverisce il ruolo dell'Italia. Pneumatici intelligenti, Washington contro i soci cinesi di Pirelli, fotonotizie a centropagina, Scaroni e Fortunato, favola al giro, 2 italiani per mano al traguardo. Cristian Scaroni con il compagno Lorenzo Fortunato al traguardo di Brentonico. Guerra alle università, Trump blocca tutti gli studenti stranieri, fermati i colloqui degli Atenei, verranno analizzati i profili social. Ecco, mentre 2 italiani si tengono per mano felici e innamorati al traguardo del Giro d'Italia, c'è qualcuno che invece torna a rinfocolare la polemica della sindachessa di Merano che non si era voluta mettere la fascia tricolore. Il Tempo, eccoci qua, il tricolore è maschilista, bufera sull'ex premier Amato. In Alto Adige difende la sindaca Zeller che rifiuta la fascia da un maschio impositore. No, ve lo giuro, certe volte non credo nemmeno io a quello che sto leggendo. Ripeto, riparto perché veramente ve lo voglio fare apprezzare. Soggetto, predicato e complemento. Il tricolore è maschilista,
Bufera sull'ex premier Amato. In Alto Adige difende la sindaca Zeller che rifiuta la fascia da un maschio impositore. Poi critica Craxi, che l'ha fatto Cristiano a lui. Poi critica Craxi, vi rendete conto? E ai giornalisti consiglia di abbassare la temperatura sulle notizie. Ieri sono stato in gastronomia. C'era lo speck altoatesino in offerta. Ho detto alla signora: "Me ne fa 2 etti per favore?" Poi ci ho ripensato e ho detto: "No, guardi, preferisco il San Daniele, che i friulani mi stanno più simpatici, molto più simpatici." Salutiamo gli amici che ci ascoltano dal Friuli Venezia Giulia. Torniamo a noi. Amato francamente, vabbè. Scontri in piazza, sia il DL Sicurezza, il capo dei rivoltosi e l'assessore romano che occupa le case. Luca Blasi, amministratore del Municipio 3 di Roma, era lì durante gli scontri lunedì scorso in piazza e adesso accusa la polizia. Mi hanno picchiato. Fratoianni e il PD lo difendono. Verso il voto in Campania, Cirielli e Fico in poll, ma nei sondaggi spunta il braccio destro di De Luca, la premier a Confindustria, Meloni, l'Europa tolga i dazi interni, costo dell'energia, tema urgente, le nuove indagini sul delitto, Garlasco, le gemelle K, quegli oggetti sospetti mai sequestrati, fenomeno capitale, quei taxi spenna turisti, dall'inizio dell'anno sospeso una licenza al giorno, ancora il cardinale escluso, faccia a faccia, Papa Becciu, torna in campo la riabilitazione. Le tendenze all'anagrafe, il Giappone proibisce i nomi strani, Leone in cima alla hit italiana. A proposito di nomi, voglio salutare Sonia e Tecla, le ragazze del Croquis, ieri era il compleanno di Tecla, tanti auguri Gioia. Ancora il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa. Macron, dopo lo schiaffo, l'insulto, il labiale di Brigitte, perdente. Ci sono Macron che guarda la sua signora leggermente incazzata nera e lui dice: "Ma hai fatto fa una figura de merda." Lei risponde: "E se nulla smetti de frignà, pigli pure il resto." Date una medaglia a quest'uomo. Oggi devo dire un grande Osho, più saporito degli altri giorni. La Repubblica, la disperazione di Gaza, Rafah, migliaia in cerca di cibo assaltano il centro degli aiuti, spari per disperdere la folla. Tra ONU e Israele, scambio di accuse, PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, manifestazione il 7 giugno a Roma. La Casa Bianca blocca i visti per gli studenti stranieri, Trump a Putin, stai giocando col fuoco. Ancora il Papa, il Napoli e il calcio dicono che sono romanista, offerta per i turisti, notte da gladiatore dentro il Colosseo. Scopriremo che il Papa molto probabilmente è laziale o juventino, chi lo sa. Però è vero che c'è questo video su YouTube in cui questo tifoso molto probabilmente calabrese gli dice: "Sente te, forza Roma", e il Papa gli risponde: "Yeah, forza Roma", quindi insomma, Santità si decida, ci faccia sapere. La Stampa, giustizia del mastro se ne vada, bufera sul sottosegretario che aveva detto: "Dopo le nostre riforme le toghe rosse saranno devastate", parodia ANM, grave accostarci ai mafiosi. Il PD, frasi indegne, Conte aiuta i clan, Renzi pericoloso. Gli Stati Uniti, l'ultima follia di Trump, stop ai visti per studio, la filosofa italiana, io in fuga dal disastro. Fotonotizie a centropagina, c'è Antonio Conde davanti a Sua Santità Leone XIV, sullo sfondo c'è Aurelio De Laurentiis che sta già pensando a un cinepanettone Natale in Vaticano. Nessuna decisione tra l'allenatore e De Laurentiis al primo incontro, l'attesa della Juve, i tormenti di Conte. Beh, vista l'ambientazione della foto, potremmo dire che il primo colloquio Conte-De Laurentiis è stato fumata nera. La Verità, democrazia e libertà vigilata, l'Italia non ci sta, le grandi battaglie dell'Europa, i gay pride. Con la Germania capofila, l'UE minaccia di togliere il diritto di voto all'Ungheria. Ha forse violato le regole dell'Unione sul bilancio come fanno i tedeschi? No! Budapest in realtà vieta la propaganda gender a scuola, in TV e nelle piazze. Legittimo, ma a 20 paesi non piace.
Fotonotizie centropagina, eccola qua, Elly Schlein con la neosindachessa genovese Salis, festa sopra le righe per nascondere le fratture insanabili del Campolargo, anche perché Conte gliel'ha già detto che Campolargo non ne vuole fare. Fronte comune, ne scrive Claudio Antonelli, industriali e Meloni, attacco all'UE su Green e dazi interni, più che radical chic, Wolf previde 20 anni fa la deriva woke di Harvard, implacabile Francesco Borgonovo, che salutiamo, passa il decreto sicurezza, ma è ancora poco, malgrado le urla dell'opposizione sul regime repressivo, molti degli articoli contenuti nella norma sono solo una prima risposta alla necessità dei cittadini. Sulle case occupate, per esempio, resta molto da fare. C'è Leone, Zuppi parla come Ratzinger, scrive Giorgio Gandola, il capo dei vescovi durissimo a difesa della vita, ora manca solo che molli Casarini. E poi Antonello Piroso che ricorda un gigante morto a 33 anni perché anche lui è rimasto vittima delle sue idee. Tobaggi, il grande giornalista ucciso perché aveva sbugiardato i terroristi rossi. Tra l'altro, chi gli ha sparato era figlio della Milano più snob che pasteggiava a lingue di gatto e giocava alla rivoluzione. Questo lo dobbiamo ricordare pure perché lui fu ammazzato sostanzialmente da dei figli di papà annoiati che non avevano apprezzato il suo editoriale sul Corriere della Sera nel quale scriveva che i terroristi non erano samurai invincibili. Era un sincero democratico, era una persona per bene, un padre di famiglia, un buon cattolico, certamente non ascrivibile per idee al conservatorismo, ma un giornalista il cui rigore e la cui dirittura morale continuano a giganteggiare a mano che il tempo passa. Sono passati 45 anni oggi, 28 maggio 1980. L'ultima vergogna, siamo qua a Libero, l'ultima vergogna, la sinistra usa Gaza per il referendum, PD, 5 Stelle, AVS scelgono il 7 giugno per il grande corteo pro-Palestina, sfileranno alla vigilia del voto per aggirare il silenzio elettorale, Elly in estasi dopo Genova, Conte la gela, no al campo largo. Tensione Mosca-Washington, la Casa Bianca pensa a nuove sanzioni, c'è Trump che indica qualcuno in lontananza, Trump avverte Putin, giochi col fuoco. Io ve l'avevo detto che l'uomo, avendo un enorme senso dell'ego, qualcosa l'avrebbe fatto detta. All'interno, viaggio in Vietnam e polemiche, Macron prende altri schiaffoni, discriminata dagli attivisti, io trans contro il mondo LGBT, il sovrano del Brunei, logorato, povero sultano, è esaurito. Che possiamo fare? Se vuole vado io a sostituirlo. Tra l'altro dovrebbe avere in garage ancora una Lancia Gamma Coupé allestita proprio per lui, quindi mi sconfinfererebbe molto provarla. Allora, andiamo a vedere adesso i quotidiani economici. Italia Oggi, eccoci qua. Nella prima pagina, concordato, strada spianata, stop alla decadenza anche in caso di avviso bonario, tetti alle proposte del fisco parametrati al voto in pagella fiscale, riapertura del ravvedimento speciale 2023. Cristina Bartelli a pagina 29. Audita l'Ipsos, TV over 65 spettatori e consumatori preziosi, Claudio Plazzotta a pagina 17, Giuliano Mandolesi a pagina 32, privacy garantita, nel 730 precompilato congiunto ogni coniuge ha la sua distinta dichiarazione, intoccabile e invisibile per l'altro. Poi ci sono pure io, se avete voglia, a pagina 10, il prossimo cardinale di Milano potrebbe essere Parolin, Pizzaballa oppure l'agostiniano Cormio, padre Cormio, che è il capo della comunità, è il priore della comunità agostiniana in quel di Roma, buon amico di Papa Prevost, raffinato intellettuale e teologo, e vi garantisco che potrebbe essere una bella figura per prendere il posto di Delpini l'anno prossimo quando compirà 75 anni. Allora, diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, in politica la coerenza non sempre è una virtù, ma l'inversione a U compiuta dal Movimento 5 Stelle negli ultimi anni è qualcosa di inaudito.
Sui punti qualificanti, infatti, il partito di Conte è esattamente l'opposto di quello che fu il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Era un movimento, ora un partito come tutti gli altri, era contro le alleanze con gli altri partiti, orgoglioso della propria superiorità morale. Si è alleato con tutti ed è sceso a ogni compromesso pur di avere qualche poltrona. Era contro i professionisti della politica, si è trasformato in un gruppo di potere inamovibile che ora sta programmando anche l'abolizione del sacro vincolo dei 2 mandati. Non voleva essere né di destra né di sinistra, ora si è scavato una comoda nicchia all'estrema sinistra. I sogni svaniscono, ma una volta provata la droga del potere non se ne può più fare a meno. Parole sante, aggiungerei. Andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia. Fuga di cervelli criminali, così la mafia va al nord per alimentare i propri affari. La DIA, crescono le infiltrazioni fuori dalla Sicilia, soprattutto nelle regioni settentrionali. Servizio idrico etneo, acqua a Catania, passaggio thriller al gestore unico, ATI, dubbi sulle risorse, sì e nessun inadempimento. Bene, adesso possiamo passare ai quotidiani. Naturalmente, non essendoci molto tempo, oggi niente quotidiani locali, ci scusiamo con i colleghi delle redazioni che ogni giorno giustamente fanno il loro dovere. E partiamo con la questione, appunto, quello che ha detto la Meloni ieri, prendendosela con l'Unione Europea alle 7:55 in questo momento. Che cosa è successo? Perché naturalmente siamo tutti curiosi di sapere che cosa sia accaduto in quel di Parma. Allora, a Parma c'era l'assemblea, dicevamo scusate a Bologna, c'era l'assemblea di Confindustria. Il presidente Orsini ha detto chiaramente subito un piano straordinario, imprese italiane a rischio tenuta. Orsini chiede 8 miliardi per almeno 3 anni utilizzando le risorse PNRR non spese. Obiettivo: far crescere il PIL del 2%. Sferzata a Bruxelles, il patto di stabilità deve consentire investimenti e sviluppo, altrimenti è un accordo per il declino dell'Unione stessa. Cosa ha detto il presidente Orsini? Tra le grandi imprese industriali associate a Confindustria, 2 su 3, 67,9%, stanno trattenendo i propri dipendenti nonostante il calo dell'attività. Di queste, oltre un terzo, 34,8, lo fa per mantenere le competenze già presenti in azienda, consapevole delle difficoltà nel reperire nuovo personale qualificato. Ma per quanto tempo potremo ancora farlo? Un'ampia parte del discorso è stata dedicata alla critica delle disfunzionalità delle regolamentazioni europee. Non possiamo indebitare i costruttori europei costringendoli ad acquistare le quote di CO2 da BYD e Tesla per rispettare i vincoli europei che ci siamo autoimposti. È una vera pazzia, ha ribadito Orsini. Non vogliamo buttare via gli investimenti miliardari fatti per trasformare il diesel in un motore pulito e performante. Io non la conosco, Presidente, ma la vorrei abbracciare per quello che ha detto. Era ora che qualcuno lo ricordasse. Come non vogliamo costringere gli automobilisti ad usare auto elettriche di altri continenti, ha affermato. Anche il patto di stabilità deve consentire un grande piano di sostegno agli investimenti dell'industria in ogni paese europeo. Altrimenti non è un patto per la crescita, è un patto per il declino dell'Europa, ha detto Orsini. Per questo serve un nuovo orizzonte comune. Bisogna lavorare seriamente alla creazione del mercato unico degli investimenti dei risparmi, a maggior ragione visto che oggi importanti flussi finanziari potrebbero abbandonare gli Stati Uniti. Perché serve un nuovo patto per l'Europa? Se con la nuova temperie trampiana anche solo 300 medie imprese decidessero di spostare la produzione all'estero, le cadute negative riguarderebbero almeno 100.000 occupati, ha spiegato Orsini. Di qui l'appello a Mezzola. Mentre negoziamo con l'amministrazione americana, dobbiamo accelerare sugli accordi di libero scambio con altre aree del mondo per diversificare gli sbocchi del nostro export, ha rilevato. Allora, a questo punto vediamo che cosa ha detto la Premier. Meloni, sempre qui sul giornale, avverte l'UE, basta dazi interni e iperburocrazia, misure sulle energie. La Premier rivendica di aver facilitato il dialogo con Washington spinta al nucleare.
Cosa dice la Meloni? Il cuore dell'intervento della Presidente del Consiglio è dedicato soprattutto all'Europa, con parole piuttosto critiche e su diversi fronti, a partire dai dazi interni che si è autoimposto in questi anni, passando per gli oltre 300 miliardi di euro di liquidità europea che ogni anno finiscono in investimenti extra UE e arrivando all'iperregolamentazione che ha soffocato il nostro sviluppo, rendendo l'UE una superstruttura burocratica. Seduta nella prima fila del Teatro Europa Auditorium c'è anche la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ed è proprio all'amica maltese che la Premier si rivolge. Tu dici che il Parlamento UE è dalla nostra parte. Sarò onesta, questo, replica Meloni, dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta, ma sicuramente tu sei dalla nostra parte. Sui dazi la Premier si sofferma in diversi passaggi per dire che l'Europa deve avere il coraggio di rimuovere i dazi interni. Meloni cita uno studio del Fondo Monetario Internazionale, Regional Economic Outlook 2024, dedicato all'Europa, pubblicato nell'autunno scorso e già menzionato più volte da Mario Draghi. L'analisi condotta dagli economisti del Fondo Monetario Internazionale rilevava che nel 2020 i costi commerciali all'interno dell'UE equivalevano a un considerevole dazio ad valorem del 44% per il settore manifatturiero medio, rispetto al 15% tra gli stati degli Stati Uniti e fino al 110% nel caso del settore dei servizi. Basta questo dato. Non può essere sostenibile, dice la Premier, raggiungendo che il rilancio del mercato unico europeo è una priorità, perché consentirebbe di mettere l'UE anche al riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni. Poi l'affondo sulla burocrazia europea, sui quasi 400 chilometri lineari di gazzette ufficiali dell'UE e sulle norme assurde che ci dicono che un fagiolo non è fagiolo europeo se ha un diametro inferiore a 1 centimetro. E del resto gli amici sono come i fagioli, parlano da dietro. Bene, sono le 8, pausa, Cassius Tup Tup 2006 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. After all the world we've seen, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more shade to keep on fighting. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the world we've seen, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind.
E rieccoci qua alle 8, 3 minuti e 33 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Zappe, eccoci qua. Buongiorno, mi piacerebbe sapere come mai un chilo di pesche prodotte a 40 km da me costano 7,80 €, mentre quelle provenienti dall'Argentina 2,38 €. Grazie Marco. Scusami, l'abbiamo appena detto leggendo il pezzo sulla Meloni, per causa di norme e dazi interni tipicamente europei, per causa del fatto che in Italia il lavoro costa molto di più rispetto all'Argentina, per il fatto che magari abbiamo siglato degli accordi commerciali con loro che evidentemente avvantaggiano il produttore che si trova a 10.000 chilometri di distanza e non avvantaggiano le nostre industrie. Al venerdì con Lorenzo Viviani ci occupiamo di questo, lo abbiamo raccontato anche venerdì scorso. Ho fatto l'esempio più stupido, ce l'ho ancora qua la risma di carta su cui, aspetta che la piglio, su cui io stampo per esempio i copioni della rassegna stampa o di Zoom. Ti voglio leggere dove è prodotta questa roba qua. Allora, è prodotta sulla rodovia SP 255 km 41,2 14 210 000 Luis Antonio SP Brasile. Per cui questo foglio di carta su cui io ho stampato la trasmissione di oggi, il copione della trasmissione di oggi, arriva da 10.000 chilometri di distanza. Il prossimo cardinale di Milano, Antonino, coi nomi che hai citato, uno per forza lo becchi. Vabbè, uno fa delle previsioni, insomma, cerca di raccontare quello che succede o prova ad annusare un pochettino l'aria, dai. Si fa quel che si può, miei cari. Allora, torniamo alla questione Europa. Giorgia Meloni ha fatto quindi un affondo contro l'Unione Europea e Roberta Mezzola, che era in sala, le ha risposto. E allora cosa dice la Mezzola agli imprenditori? Il messaggio che voglio lasciare è uno solo: l'Europa è al vostro fianco, siamo sempre su Il Giornale. L'Europa è al vostro fianco, il Parlamento europeo che presiede è vostro alleato. L'UE deve essere presente per rendere le cose più facili, dobbiamo essere noi ad abbattere le barriere. Dobbiamo offrire soluzioni, l'UE non deve diventare essa stessa parte del problema. Una promessa che accompagna con un'immagine. Se Giorgia Meloni sceglie il fagiolo, se è più piccolo di 1 centimetro non è europeo, per rendere visibile e plastico il paradosso di un'Europa prigioniera della sua burocrazia, Mezzola sceglie il tappo attaccato al collo delle bottiglie di plastica, i cosiddetti tethered cap, per far capire che l'Unione Europea deve essere altro oltre questo. Le aziende sono in attesa di un segnale su un eventuale accordo sui dazi. La Presidente del Parlamento europeo manifesta ottimismo, delineando anche un piano B che consenta all'Europa di non farsi trovare impreparata qualora il negoziato con Washington non andasse a buon fine. La filosofia economica globale europea è sempre stata quella di un commercio libero e giusto, ed è questo il pensiero che ci guida e che ci deve portare a trovare un accordo con gli Stati Uniti. La nostra posizione è chiara, i dazi sono l'ultima cosa che vogliamo, dice la Presidente del Parlamento europeo. Una guerra tariffaria ha conseguenze negative per le imprese e i consumatori su entrambe le sponde dell'Atlantico. Voglio essere inequivocabile, non esiste alleanza più solida né sintonia democratica più profonda nella storia del mondo moderno di quella tra Europa e America. A volte ci troveremo in disaccordo, ma continueremo a costruire insieme, rimanendo sempre amici e alleati. Io sono fiduciosa su un accordo, però non dobbiamo essere ingenui. Ecco appunto, allora visto che non dobbiamo esserlo, cominciamo a levare tutta una serie di euro minchiate di mezzo e magari proviamo a portare il PIL al 2%, che magari cominciamo a parlare un pochettino di crescita pure noi, sarebbe anche il caso. Allora, avendovi ragguagliato su questo, attendo le vostre zappe al 340 670 9659, concludo l'Europagina con La Verità, no, questo è Libero, salutiamo i colleghi. La Verità, ecco qua, perché mentre appunto
a Bologna si fanno discussioni, diciamo così, su cose serie e su problemi seri, ecco, Maurizio Belpietro prima mette il dito e poi ci infila tutto il braccio fino all'ascella nella piaga. Sentite qua, in nome del Pride l'Unione censura Budapest. Questi sono i grandi problemi di Bruxelles, no? In questo particolare momento storico. Berlino si mette alla guida di una coalizione contro Orbán e minaccia di levare il diritto di voto all'Ungheria a causa dei divieti alla propaganda gender. Bruxelles mostra il suo vero volto, straparla di democrazia, ma quando le fa comodo la calpesta. Cosa dice il buon Belpietro? Di poco sopportabile in un'Europa che si dice democratica è la pretesa di costringere gli ungheresi a cambiare le proprie leggi. Il ministro degli affari europei della Danimarca, sull'onda di ciò che ha sostenuto il collega tedesco, dice che lui si muove in difesa dei valori e dei diritti fondamentali dell'Europa, perché è su questo che si fonda l'Unione. Premesso che l'Europa non si fonda su valori e principi condivisi in quanto non ha una Costituzione propria, ma assume quelle dei paesi che vi hanno aderito e dunque anche quella dell'Ungheria, ciò che colpisce è che in difesa della democrazia si minaccino decisioni antidemocratiche come l'abolizione del diritto di voto. In pratica, se Budapest non si adegua a ciò che desidera Bruxelles, la si priva di esprimere le proprie decisioni a livello europeo. Un po' come cancellare la volontà di un parlamentare che non si adegua alle direttive imposte dall'alto. Ovviamente oggi a essere colpito è il paese guidato da Viktor Orbán, ma domani potrebbe essere un altro e magari questioni che riguardano temi etici. Ma chi decide quali sono i valori e i principi di Bruxelles e i principi da difendere? I funzionari di Bruxelles? La maggioranza politica del momento? La verità è che in un'Europa che non ha una carta dei diritti, la sola cosa che avanza è l'abuso del diritto e lo chiamano democrazia. 20 paesi poi già nel blocco arcobaleno, l'Italia è fuori dal coro dei turbati, da Parigi a Madrid, appello all'articolo 7 del TUE al Consiglio degli Affari Generali, il TUE è il trattato sull'Unione Europea. 20 stati membri dell'UE, tra cui Francia e Germania, sono pronti a sospendere il diritto di voto dell'Ungheria in seno al Consiglio Europeo. Il motivo ufficialmente è la recente messa al bando del Pride, accusa respinta da Budapest, ma la procedura invocata all'articolo 7 del TUE è stata avviata dall'Europarlamento nel 2018 e fino ad oggi, al netto delle varie audizioni e discussioni tenutesi nel corso degli anni, mai è stata portata a termine. Questa accelerazione, ora che UE e USA non sono più allineati sul conflitto ucraino e considerate le posizioni in merito di Viktor Orbán, solleva dunque qualche interrogativo. Il cuore della questione risiede in una riforma costituzionale che sancisce il primato del diritto dei bambini a un corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale rispetto a qualsiasi altro diritto, eccetto quello alla vita. In quest'ottica il diritto di riunione pubblica della comunità LGBT, accusata di promuovere valori ritenuti dannosi per i minori, viene subordinato. Budapest ha persino autorizzato il riconoscimento facciale per tracciare i partecipanti al Pride. In occasione del Consiglio Affari Generali, ieri 20 paesi si sono congiuntamente dichiarati profondamente turbati per l'abolizione del Pride in Ungheria e hanno chiesto la revisione di tali misure per garantire rispetto e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini, in conformità con i propri obblighi internazionali. Tra i firmatari, oltre all'asse franco-tedesco, figurano Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, promotrice del testo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, non l'Italia che ha deciso di non aderire. Gli stati in questione hanno anche invitato la Commissione UE a usare tempestivamente e pienamente gli strumenti a sua disposizione in materia di Stato di diritto nel caso in cui tali misure non vengano riviste di conseguenza. Certo, addirittura fare il riconoscimento facciale di quelli che vanno al Gay Pride, francamente non capisco il senso. Bene invece tutelare i diritti dei minori, tutelare il loro diritto a crescere in una famiglia con la mamma e il papà. Questo mi sembra sacrosanto, ma addirittura schierare chi va al Pride, francamente, mi pare esagerato. Andiamo a vedere adesso, dopo aver chiuso questa pagina europea, andiamo a vedere questa polemica sulla giustizia, soprattutto. Intanto partiamo dall'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera
il ministro Nordio. E il ministro Nordio ha parlato, ovviamente il motivo per il quale egli si è espresso è il caso Garlasco, però questo, e del resto non era molto difficile ipotizzarlo, e del resto questo è l'ennesimo motivo per rinfocolare il dibattito sacrosanto in merito alla riforma della magistratura, ma anche dei codici, segnatamente quelli di procedura. Pagina 17 del Corriere della Sera, cosa dice Nordio di Garlasco? Sarà una sconfitta comunque vada, sull'appello dei PM il codice cambierà. Nordio, l'ANM si esprime con gli slogan. Il caso Garlasco comunque vada finirà male, ne è convinto il ministro della giustizia Carlo Nordio, perché o il detenuto è innocente e allora ha sofferto una pena atroce ingiustamente, o è colpevole e allora è l'attuale indagato a dover affrontare senza colpe un cimento doloroso, costoso in termini di immagine, di spese e sofferenze. Secondo lei? Nel merito non devo, non posso e non voglio entrare, ma è stato lei a parlare di condanna irragionevole. No, è un principio generale. Dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna, soprattutto se le assoluzioni sono due. Come puoi condannare al di là di ogni ragionevole dubbio se due giudici hanno già dubitato? E se invece si trovano nuovi indizi? In generale, se vengono acquisite nuove prove a carico dell'imputato prima che la sentenza passi in giudicato, si deve rifare il processo ex novo. Non inserirle nel fascicolo già formato, come avviene in appello, per due ragioni. Quali? La prima è che non puoi mettere il vino nuovo nella botte vecchia. Se ci sono nuove prove contro, bisogna riesaminarle in contraddittorio con la difesa accanto a quelle a favore. Insomma, bisogna tornare da capo. L'altra è anche più importante. Col sistema attuale sottrai all'imputato il diritto a un doppio giudizio di merito. Se il tribunale assolve e la Corte condanna, puoi solo ricorrere per Cassazione per motivi di legittimità e il secondo giudizio di merito, colpevolezza o meno, va a farsi benedire, perché appunto la Corte di Cassazione non è un giudice di merito, è un giudice di rito, cioè davanti alla Corte di Cassazione non è che rifanno il processo e sentono di nuovo gli imputati, le parti, le cose. La Cassazione deve solo rispondere a questa domanda: il processo è stato fatto nel rispetto delle leggi sulla procedura, sì o no? Questo è quello che deve fare. Quindi vedete che Nordio, che peraltro è un ex magistrato, quindi non è un passante, uno che sa quello che sta dicendo, Nordio chiaramente sottolinea questa necessità di chiarezza. Per l'ANM la doppia assoluzione necessita solo di una motivazione rafforzata, proprio per niente, e infatti l'ANM non risponde a queste obiezioni, si esprime per slogan e mi dispiace. Emergono errori e prove tralasciate, interverrà? Ma no, figurarsi, l'errore è sempre in agguato, è la legge che è sbagliata. La Consulta aveva bocciato la legge Pecorella sull'inappellabilità, ci sta ripensando? Ci abbiamo già ripensato con la riforma introdotta 2 anni fa per i reati minori. La separazione delle carriere è prodromica. Che c'entra la separazione delle carriere? La riforma costituzionale, proprio perché intende attuare il processo accusatorio anglosassone, è prodromica a un codice di procedura penale dove sarà rivisto anche il sistema delle impugnazioni. Sarà la prossima riforma? Stiamo già studiando, ma naturalmente aspettiamo l'esito del referendum. State studiando sanzioni disciplinari per non far intervenire i magistrati contro il referendum? Non so da dove escano queste frottole. La responsabilità disciplinare va certo resa più tipica nell'interesse degli stessi magistrati, ma non certo in senso più punitivo. Con post sui social, insulti e manipolazioni, gli avvocati non stanno esagerando. Non seguo e non mi compete. Sulla riforma aveva promesso un ampio dibattito, ma l'opposizione protesta perché è stato strozzato. In commissione al Senato, dopo l'approvazione alla Camera, è stato così lungo da sconfinare nell'ostruzionismo. Centinaia di interventi, audizioni, emendamenti, per sentir dire sempre le stesse cose. Ora finalmente siamo in vista del traguardo, nel pieno rispetto di un ragionevole dibattito in aula. Il DDL sicurezza è passato col voto di fiducia, l'opposizione denuncia una svolta autoritaria e così? Proprio il contrario. Non è un atto autoritario quello di sgomberare un appartamento occupato illegalmente. Spesso poi si tratta di abitazioni acquistate dopo anni di risparmi e sacrifici da pensionati
che devono dormire in albergo perché degli abusivi gli hanno cambiato la serratura e si sono installati stabilmente. E finora nessuno li poteva o voleva smuovere. Abbiamo ripristinato la legalità e anche il buonsenso. Si è pentito di aver detto che le vittime di stalking devono rifugiarsi in chiese o farmacie? Intendevo una cosa ovvia che dicono anche le forze dell'ordine. Nel caso d'emergenza, poiché non possiamo mettere un carabiniere accanto a ogni vittima potenziale, è prudente ricorrere a una sorta di autotutela, già lo facciamo, evitando di frequentare di notte certi luoghi, come pure sarebbe nostro diritto. Se il braccialetto avverte che lo stalker si sta avvicinando, certo che si deve chiamare la polizia, ma se questo è lontano e non arriva, è bene che ci si protegga in un luogo sicuro, elementare o no. Il caso del detenuto in permesso di lavoro che ha accoltellato la collega Emanuele De Maria è stato oggetto di un approfondimento del suo dicastero. Com'è finito? Anche qui posso rispondere solo in via astratta, indipendentemente dal caso. Sarebbe bene che provvedimenti così importanti e difficili venissero adottati da un organo collegiale, magari in doppia lettura. Bisognerebbe cambiare la legge. Quest'uomo ha un cervello grosso un ettaro e gli funziona alla perfezione. Vorrei averlo io un cervello così. Ha pienamente ragione, che diamine, se no veramente qua continueremo a fare gli show e continueremo ad avere la gente che viene ammazzata così, tanto per. Però era reinserito, però era rieducato, sì. Poi esce e vedi che fa. Mentre il ministro Nordio dice queste cose, ecco che sul suo sottosegretario Andrea Del Mastro si abbatte il Fortunale. Siamo sulla Stampa. Bufera Del Mastro, l'opposizione chiede le dimissioni del sottosegretario alla giustizia. Le frasi contro i magistrati sono incompatibili col suo ruolo. Meloni intervenga. Che cosa aveva detto Del Mastro? Stava parlando a un convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Torino, come raccontato ieri dalla Stampa. La frase incriminata: il magistrato che dovrebbe sentire pulsioni di giustizia dice che Meloni è pericolosa perché non ha inchieste. Questo lo dicono i mafiosi, non i magistrati. Un accostamento che scatena le reazioni nel centrosinistra. Questo governo aveva promesso di combattere i mafiosi e invece insulta la magistratura che la mafia la combatte davvero ogni giorno, attacca Giuseppe Conte. Siamo ormai al ribaltamento di ogni logica. Del Mastro e il suo governo agiscono sistematicamente per demonizzare e indebolire i magistrati, aggiunge il presidente del Movimento 5 Stelle, mentre i criminali brindano con le loro leggi che smantellano le intercettazioni e consentono agli indagati di essere avvisati prima dell'arresto. Ma in particolare a rispondere è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, che peraltro replica pure alla tesi di Nordio sull'inappellabilità. Sogno un mondo dove ognuno fa bene il suo lavoro e rispetta gli altri. Grave accostarci ai mafiosi, ci attaccano perché scomodi. E allora vediamo che cosa ha detto il presidente Parodi, presidente dell'ANM, alla Stampa. Del Mastro dichiara: alcuni magistrati parlano come mafiosi. Quale risposta? È una frase assolutamente generica e gratuita. O si fa un riferimento a qualche affermazione diretta o altrimenti si riferiva a una famosa email in cui un magistrato ha definito la premier più pericolosa di Berlusconi. Cambia qualcosa? I singoli rispondono delle loro singole affermazioni. Io sono presidente dell'ANM, analizzo i macrofenomeni e sinceramente posso dire che i magistrati, né nel loro insieme né specificatamente, non hanno mai assunto un linguaggio nemmeno lontanamente vicino a quello mafioso. Disconosco dalla maniera più assoluta la fondatezza di questa affermazione. Scusate, ma una trentina d'anni fa non ci fu uno che aveva la toga e che disse di Craxi: io a questo lo rompo, così per dire. Sempre il sottosegretario Del Mastro, poi parliamo delle chat di Palamara, su cui mi pare questa radio dispone di ampia e copiosa documentazione, visto che c'è tanto di intervista che fece Giulio Cainarca ad Alessandro Sallusti a Palamara, appunto, quando uscì il loro libro. Ma torniamo a noi. Sempre il sottosegretario Del Mastro:
I magistrati vogliono tramortire la riforma della giustizia perché avrà un effetto devastante sul potere delle toghe rosse. È vero? Questa è un'affermazione che si iscrive in una più ampia logica di pensiero che vorrebbe la magistratura divisa, manichea, con la magistratura di sinistra che controlla e condiziona anche i moderati. È funzionale a un'immagine politicizzata del nostro atteggiamento critico rispetto alla riforma della giustizia. Non siete divisi? Al contrario, siamo straordinariamente uniti negli obiettivi e nella condivisione dei valori fondamentali. Questa è la verità ed è scomoda. La prova più tangibile di questa unità sono io. Cosa significa? Sono magistrato di un gruppo moderato e sono a capo della magistratura associata. E adesso andiamo a vedere la questione Nordio, perché gli viene chiesto nel finale. Il ministro della giustizia Nordio ha difeso l'onorevole Del Mastro dopo la condanna in primo grado per violazione del segreto ed è intervenuto anche nel caso Garlasco. C'è un'ingerenza della politica nelle questioni della giustizia? Sogno e combatto per un mondo dove ognuno fa bene il suo mestiere, rispetta il ruolo degli altri e le critiche hanno argomenti fondati, non solo strumentali. Lei mi dirà che sono un illuso, ma è per questo che nonostante tutto non voglio chiudere la porta al dialogo. Spera in una tregua? Credo che se ci fosse la possibilità di capirsi su certi aspetti, tutto sarebbe più facile per tutti. Se questo oggi non è possibile, magari in futuro lo sarà. Ora mi permetto di ricordare a chi ci ascolta che la domanda posta dalla collega Irene Famà, e cioè che se ci sia un'ingerenza della politica nelle questioni della giustizia, è una domanda un pochettino fuori tema. Spiego perché. Il ministro, come figura a livello di diritto amministrativo, è una figura cosiddetta, se voi prendete un qualunque manuale di diritto amministrativo tipo il Cerulli-Irelli, ecco, il ministro è o un manuale di costituzionale, il ministro è una figura anfibia. Perché? Perché il ministro è espressione di una parte politica, in quanto fa parte di un governo retto da una maggioranza, ma al tempo stesso è lui che deve dare gli indirizzi di la cosiddetta alta amministrazione, è lui che dà gli indirizzi ed è lui che traduce eventualmente gli indirizzi, diciamo, ideologici o di programma del governo e così via in un'azione politica che poi ricade sul ramo di cui egli si occupa. Questo è il punto. Faccio un esempio stupido, se nel programma di governo c'è scritto che bisogna fare il ponte sullo stretto, Matteo Salvini si alza e cosa fa? Emana tutta una serie di atti che dicono alla pubblica amministrazione: preparate gli espropri, preparate questo, preparate quello, facciamo la gara, diamo il ponte a tal dei tali, queste sono le norme antimafia e così via. Non è che va Salvini con la cazzuola e mette il cemento e fa le torri del ponte, non è quello. Allo stesso modo, Nordio ha tutto il diritto, ovviamente lui correttamente non entra nella questione Garlasco, ma ha tutto il diritto di dire: ragazzi, guardate che questo sistema dell'assoluzione e poi della condanna in Cassazione non va, quindi dobbiamo riformare la legge. E lui ha tutto il diritto di riformare la legge perché è il ministro della giustizia. Ai magistrati compete farla rispettare, che è un altro paio di maniche. Quindi Nordio ha tutto il diritto di dire quello che dice. Una volta tanto che abbiamo un ex magistrato che fa il ministro della giustizia, dai, su. Andiamo avanti. Dopo tutta questa storia, noi passiamo adesso, che ora si è fatta? Le 8:27. Io vi vorrei parlare però adesso di quello che è successo, andiamo sulla verità, a questo povero benzinaio che è stato ammazzato a coltellate. Un padre di famiglia esce la mattina per guadagnarsi pane onestamente e muore accoltellato. E questa è una cosa che mi fa proprio mi fa rabbia nel più profondo dell'anima, una cosa del genere, perché la trovo veramente un'ingiustizia totale. Allora, siamo qua su Libero, vediamo di trovare la notizia perché me l'ero segnata, la pagina, eccolo qui. Sentite che roba, morire per 200 euro. 200 euro.
Benzinaio ucciso a coltellate per 200 euro. Mihad Nahid, indiano 35enne, ha forse reagito al tentativo di rapina. Si cercano 2 uomini arrivati con una moto. Forse ha reagito al tentativo di rapina Mihad Nahid, 36 anni, e per questo ha pagato con la morte. L'uomo infatti è stato accoltellato da una persona che ieri, poco prima di mezzogiorno, si è presentata al distributore di carburanti Toil in via delle Pinete ad Ardea, comune di 50.000 abitanti a sud di Roma, a bordo di una moto insieme a un complice. Il violento omicidio del gestore del distributore è tutto impresso nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si vede l'omicida in sella a una moto avvicinarsi al distributore, scendere dal mezzo, accoltellare al torace Naid, che avrebbe provato a reagire, portargli via il portafogli con l'incasso, con un incasso pari a 200 euro, e svanire nel nulla col complice. Sul posto sono arrivati immediati soccorritori, eppure l'elisoccorso pronto a trasferire la vittima in ospedale a Roma. I medici per circa un'ora hanno provato a rianimare il benzinaio, bengalese e padre di 2 bambini, purtroppo senza successo. Nel frattempo sono arrivati anche il fratello e la moglie di Nahid, che alla fine sono finiti in ospedale perché entrambi colti da malore. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Ardea hanno iniziato le ricerche degli autori della violenta rapina. Oltre a visualizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza, sono stati predisposti numerosi posti di blocco e isolata l'area in cui è arrivato il PM della Procura di Velletri e pure i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati. Si punta su personaggi già noti e con precedenti penali per rapina nelle aree comprese tra la stessa Ardea, Tor Vaianica, Tor San Lorenzo e l'Interland a sud della capitale. Ci voleva una vittima per riportare all'attenzione pubblica il tema della sicurezza negli impianti. È inaccettabile che chi svolge quotidianamente un servizio di pubblica utilità, come quello garantito dai nostri gestori di carburanti, debba farlo in condizioni di crescente insicurezza. Le dichiarazioni della Fijisconfcommercio che chiede un tavolo di confronto col Ministero dell'Interno e con l'Unione Petrolifera per cercare misure a tutela di chi opera nel settore. In Italia, va ricordato, si contano circa 10.000 impianti di distribuzione carburanti tra stradali e autostradali, alcuni aperti H24, e vi lavorano 35.000 persone. A questi lavoratori, conclude la Fijis, deve essere garantito il diritto a lavorare in condizioni di sicurezza e serenità. Capito? Capito? Io non ho veramente parole, non ho... Si parla tanto dell'immigrazione, quella che delinque, ma l'immigrazione che lavora, si integra e paga le tasse, come più volte ha detto Salvini. Gente così è mio fratello e io condivido. E quando però uno così, che era lì per lavorare, per mantenere una famiglia, viene ammazzato a sangue freddo per 200 schifosi euro, 200 miserabili euro che non ci comprano manco 199 euro, vi rendete conto a che livelli stiamo arrivando? Oh, adesso passiamo un attimo oltretevere, siamo qua su Libero, Becciu va dal Papa per ottenere giustizia, Leone XIV riceve il Napoli in udienza e rivela: ho una cuoca della città che tifa per voi. Sì, però ora è venuto fuori che ha già nominato una cuoca peruviana. Cosa è successo? È successo che Leone XIV ha ricevuto ieri il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Per inciso, oltre al porporato, il Papa ha ricevuto anche il Napoli fresco di scudetti in un'atmosfera ben diversa, tra battute sulla cuoca pontificia e partenopea, applausi, discorsi sul valore dello sport. Dimostrazione da parte del Papa di non voler seguire solo la via della giustizia, che pure va perseguita, o del giustizialismo tout court, ma anche quella dell'incontro, del voler comprendere, dell'ascoltare la voce di tutti. Pausa, meteo, pubblicità e poi torniamo con Fatboy Slim, Weapon of Choice 2001, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Pressione in ulteriore aumento sul nostro paese, temperature attese in generale ascesa. In mattinata soleggiato su tutto il territorio nazionale con presenza di nubi sparse al nord e con cieli invece pressoché sereni al centro e al sud. Nel pomeriggio poche variazioni, se non per una maggiore presenza di nubi al centro e per qualche temporale verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene e elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca e eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. It's the new weapon, the weapon of choice. Yeah, you can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with that. Walk without rhythm, it won't attract the one. Walk without rhythm, and it won't attract the one. Walk without rhythm, and it won't attract the one. If you walk without rhythm, you never learn. Don't be shy by the tone of my voice. Check out my new weapon, a weapon of choice. Don't be shy by the tone of my voice. Check out my new weapon, weapon of choice. I'll be careful, he's loaded. 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 You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with us.
And my girl, she just don't understand. It's gone beyond being a man. As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt. But I'm gonna hold my cool, cause the music rules. Yeah, so move on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with that. E rieccoci qua alle 8:39 minuti e 45 secondi. Questo era Fatboy Slim, Weapon of Choice. Qualcuno di voi si ricorderà il mitico video con Christopher Walken che in giacca e cravatta ballava nella hall di questo albergo. Poi è stata rifatta tra l'altro da Mangoni, immenso Mangoni, Perelli e le storie tese nel video della canzone a mononota, l'altra canzone che avevano portato a Sanremo, ora non mi ricordo più come che si chiama. Va bene, allora vediamo un po' le zappe che avete mandato al 340-670-9659. Tra l'altro alle 8:46 avremo il Qui Parlamento con il senatore Manfredi Potenti, parleremo del disegno di legge della Lega sui reati contro gli animali. Allora, zappe, non abbiamo anno a spese nostre senza chiedercelo, Marco, non so a cosa ti riferisci. Del Mastro e Nordio hanno ragione, l'ANM è una cricca politicizzata, la doppia soluzione di Garlasco creava il ragionevole dubbio, Silvio da Torino. Semmai lo fugava il ragionevole dubbio, visto che era già stato assolto 2 volte. Lorenzo da Como. Ciao Lorenzo, buongiorno Antonino, buongiorno a te fratello. Le motivazioni addotte dalla neo sindaca di Merano al rifiuto di indossare la fascia tricolore confermano il fatto che a voler mettere una toppa si fa spesso più danno che lasciare il buco. Avrebbe fatto meglio a pronunciare parole scomode ma sincere anche e soprattutto nei confronti dei suoi elettori. Buona giornata. Sì, certo, e anche e soprattutto nei confronti di noi altri pantalone che non abbiamo certo contribuito alla sua elezione, non viviamo a Merano, ma le paghiamo un buon stipendio in nome e per conto della Repubblica Italiana, visto e considerato che lei ha comunque giurato di essere fedele alla Repubblica e di rispettarne la Costituzione e le leggi. Almeno questo era una volta il giuramento che si faceva in questi casi. Poi Sava Sandir. Or dunque, andiamo a vedere allora questa storia del DL sicurezza, perché siamo un po' stretti, ma ce la facciamo. Sapete che è stato approvato il ripristino delle regole, ostruzionismo a sinistra, fiducia sul DL sicurezza, stop a occupazione e violenza, via libera della Camera nonostante i 151 ordini del giorno per ritardare i lavori. Salvini pubblica la foto degli scontri, questa è la sinistra che attacca la polizia. Anche ieri nell'emiciclo di Montecitorio è riandato in scena il solito copione con le opposizioni all'attacco delle misure fortemente volute dall'esecutivo per dare un segnale finalmente sul versante della sicurezza pubblica e contrasto al degrado. Interventi liberticidi all'insegna del populismo penale è stato il mantra ripetuto dalle minoranze. Minoranze che hanno depositato gran parte dei 151 ordini del giorno al testo con l'evidente intento di praticare l'unica strategia a loro congeniale, quella di un ostruzionismo che non impedirà al centrodestra di approvare il decreto, molto probabilmente nella giornata di domani. Fratelli d'Italia, la maggioranza di governo compiono un passo decisivo per rafforzare la sicurezza e riaffermare la legalità nel nostro paese,
Il decreto sicurezza rappresenta una risposta concreta ai bisogni di protezione sociale e rispetto delle regole avanzate dai cittadini, troppo a lungo ignorati. Il provvedimento introduce misure fondamentali, pene più severe per le occupazioni abusive, contrasto efficace ai blocchi stradali e ferroviari, nuove norme contro le rivolte nelle carceri e maggiori tutele per le forze dell'ordine, tra cui il potenziamento e l'uso della bodycam e l'estensione della tutela legale, afferma Paolo Tranquassini, questore della Camera e deputato ai Fratelli d'Italia. Di fronte a un intervento così articolato e necessario, osserva poi il parlamentare, l'unica risposta della sinistra è stata quella di arroccarsi in un atteggiamento ostruzionistico, ideologico e confusionario, accompagnato da un assordante silenzio sugli scontri di piazza e gli atti di violenza che hanno segnato diverse manifestazioni contro il decreto, non ultimi gli squalli di attacchi alle forze di polizia lanciati l'altro ieri di pomeriggio in via del Tritone a Roma. Ai fatti di 2 giorni fa, tra l'altro, si riferisce anche il vice premier, ministro delle infrastrutture e trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. Quando posta su Facebook i filmati degli scontri, aggiunge con ironia mista a sarcasmo: la sinistra pacifica, democratica e tollerante che scende in piazza e attacca la polizia per difendere ladri e occupanti abusivi. Avanti col decreto sicurezza, più tutele per i cittadini onesti e per le forze dell'ordine che fanno il proprio dovere. Quella dell'opposizione è l'arte del contrario. La sinistra sa dire soltanto no, prescindendo dal contenuto dei provvedimenti e senza mettere in campo soluzioni alternative ai problemi, la cui esistenza è costretta a riconoscere, ha sottolineato il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, nel suo intervento in dichiarazione di voto in aula alla Camera sulla fiducia al decreto sicurezza. Il governo di centrodestra sta soltanto applicando il proprio programma a sostegno degli anziani che vengono truffati, a difesa di quelli che si vedono occupare da criminali arroganti e violenti la propria abitazione, acquistata dopo anni di sacrifici, ma anche in aiuto di chi è vittima di coloro che usano squallidamente donne e bambini per delinquere e procacciarsi proventi illegali. Chiudiamo con Luca Blasi, signore e signori, assessore alla cultura nel terzo municipio di Roma, qui sul Tempo. In piazza coi rivoltosi, l'assessore che occupa una casa, liberiamo gli immobili vuoti. Luca Blasi, amministratore del municipio terzo di Roma, era lì durante gli scontri, accusa la polizia, mi hanno picchiato, Fratoianni e il PD lo difendono. Ero in piazza, racconta, con i miei amici per mediare, o meglio trovare una soluzione affinché gli attivisti potessero protestare anche sotto i luoghi simbolo della politica. Un amministratore, quando non condivide qualcosa, d'altronde ha il dovere di far sentire la sua voce. In un momento d'assoluta calma, perché quando sono stato picchiato non c'era tensione, però 2 o 3 agenti, come si vede molto bene in un video, hanno pensato di staccarsi dal loro plotone e colpirmi, provocandomi una ferita alla testa e alcuni lividi sul corpo. Noi siamo pacifisti e non delinquenti, come qualcuno ci vuol far apparire. Lucone, come lo chiamano i compagni capitolini, e per cui ieri il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato addirittura un'interrogazione in Parlamento, da sempre in prima linea per le battaglie inerenti alle abitazioni, che ritiene sacrosante. Egli stesso in passato, come rivendica, ha occupato la casa in cui vive, una cosa successa 20 anni fa. Un giudice ha dichiarato il mio diritto a stare nel luogo in cui tuttora abito con i miei familiari. Paghiamo regolarmente un affitto, parliamo quindi di un qualcosa di trito e ritrito. Oggi certamente non lo rifarei avendo un ruolo istituzionale. Detto ciò, vorrei che questo governo, come dovrebbe fare qualunque esecutivo, faccia politiche vere per il diritto ad abitare, causa per cui è sempre giusto attivarsi ovviamente nei limiti della legalità. L'assessore però chiarisce come da parte sua non abbia mai pensato di invadere alloggi destinati a famiglie in lista d'attesa. Non lo farei mai, chiarisce. Sono contrario invece che immobili appartenenti a enti restino vuoti per 20 o 30 anni, è un'ingiustizia. Non è possibile che ci sia gente senza un tetto e poi ci siano partecipate, che tra l'altro hanno costruito coi nostri soldi, che si permettano il lusso di tenere interi palazzi chiusi facendoli marcire. Insomma, l'esproprio proletario, come negli anni 70. Va bene, qui Parlamento col senatore Manfredi Potenti e poi c'è l'Italia da fare col sottosegretario Alessandro Morelli. Restate con noi. Qui Parlamento.
Allora, stamattina per qui Parlamento è tornato a trovarci un amico, il senatore Manfredi Potenti, che io voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità. Oggi si parla del disegno di legge della Lega, in quel del Senato, sui reati contro gli animali. Senatore, allora, che cosa prevedono queste nuove norme? Si tratta, buongiorno anzitutto agli ascoltatori e la ringrazio di avermi permesso di parlare di questo importante testo che trasformerà e ovviamente migliorerà le tutele per tutto il mondo degli animali e ovviamente per gli animali da affezione, perché stiamo parlando appunto di modifica al codice penale e di altre disposizioni per armonizzare la disciplina in materia di reati contro gli animali. La grande novità è che appunto il titolo 9 bis del libro secondo del codice penale, che fino ad ora tutelava il sentimento verso gli animali, adesso farà degli animali stessi portatori quindi di diritti e soggetti che quindi saranno tutelati dalla norma penale. In sintesi si tratta di intervenire sugli articoli, appunto stavo dicendo, di questo capo 9 bis che in particolare contraddistingue delle fattispecie delittuose riprovevoli, che ovviamente vanno dal maltrattamento all'organizzazione di promozione spettacoli o manifestazioni che comportino servizio o strazio per gli animali, il divieto di combattimento tra animali e una serie di appunto di altri reati come l'uccisione, appunto il maltrattamento. In questo caso si va a intervenire aumentando in generale le pene edittali, quindi si inaspriscono pene pecuniarie e pene appunto detentive e sostanzialmente si vanno ad innalzare quelle pene che fanno sì che la percezione collettiva della nostra comunità abbia permesso appunto di aggiornare in rapporto a quella che oggi è appunto anche una rinnovata e aggiornata sensibilità verso il mondo degli animali. Si cambiano delle norme poi, come ad esempio l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui, che punisce appunto con la reclusione chiunque senza necessità uccida o renda inservibili 3 o più animali, ad esempio raccolti in gregge o in mandria. Si aumenta la pena, ad esempio, per il reato della contravvenzione in caso di abbandono di animali, e naturalmente si interviene poi anche sulle norme relative al sequestro e alla confisca. Ecco, in generale possiamo affermare che il complesso dei delitti principali, quelli che vengono e che possono essere commessi nei confronti degli animali, verranno trattati con un maggior disvalore da parte, appunto, verranno percepiti quindi con un maggior tasso di disvalore da parte del legislatore e quindi puniti con delle pene più alte. Questo è chiaramente un primo grande passo che segue di 20 anni la riforma, appunto, l'introduzione nel codice penale di questi reati, che appunto ormai 20 anni or sono. Ci deve però far sperare in maniera molto positiva. Io ho nei giorni scorsi, come anche responsabile del Dipartimento Benessere degli Animali della Lega, ho avuto la fortuna, insomma, di potermi confrontare con molte delle associazioni che sono portatori appunto di interessi del mondo animale. Devo dire, ho rilevato una grande aspettativa nei confronti di queste norme, ho percepito la volontà e anche raccolto tantissimi spunti per poter proporre immediatamente altre proposte normative che possano arricchire il nostro compendio, degli strumenti a tutela degli animali. In particolare, devo dire, da parte di tantissimi c'è l'interesse anche in questo prossimo futuro a vedere inserite nelle nostre norme divieti, quindi norme accessorie, pene accessorie di divieto a detenere animali per quei soggetti che si fossero macchiati appunto di delitti nei confronti degli animali stessi, ma anche
la possibilità di introdurre nell'ordinamento l'obbligo di percorsi trattamentali nei confronti di soggetti maltrattanti, perché abbiamo appurato, questo anche nel corso di un convegno recentemente organizzato a Perugia dal Dipartimento appunto tutela del benessere degli animali della Lega, che molte delle condotte che vengono commesse in danno di animali, molti atteggiamenti maltrattanti, sono forieri nel corso del tempo di atteggiamenti che si riversano anche nei confronti delle persone. Quindi il soggetto maltrattante di animali diventa una sorta, chiamiamola, di precursore di violenze che poi inevitabilmente andranno a dirigersi anche nei confronti delle persone. C'è la volontà quindi di voler in qualche modo andare a interessare anche il mondo associativo di una possibile attività in qualche modo di resipiscenza di coloro che delinquono in danno degli animali e poter anche riparare al torto, ma soprattutto evitare che comportamenti del genere vadano ben oltre. Ora quindi con il testo che domani approveremo e che diventerà legge dello Stato, ovviamente andremo a fare un altro grande passo a favore degli animali. Cercheremo ovviamente di cogliere questa grande maturazione civica che nella nostra comunità è stata una, devo dire, conquista per la nostra società e che ci permette di vedere davvero da un altro punto di vista il valore e la ricchezza che gli animali hanno portato in questa, diciamo, presenza sempre più diffusa all'interno delle nostre comunità, delle nostre abitazioni e delle nostre famiglie. Quindi c'è la volontà del legislatore di riconoscere e di tutelare questo grande valore che le persone hanno maturato circa appunto il grande, la grande centralità che gli animali hanno acquisito nella nostra società. Senatore, però a questo punto io le devo fare una domanda, diciamo così, a contrasto di quello che lei ha appena descritto. Ed è questa: in questi giorni c'è stata tutta sta mobilitazione, tutto sto bailamme su questa potenziale proposta di legge leghista in tema di caccia, dove addirittura veniva fuori che in pratica mancava solo che facessero le battute coi carri armati come nel secondo tragico Fantozzi e qualche megalomane noleggiasse pure l'aereo da bombardamento. Ecco, lo vogliamo dire che questa proposta di legge appunto non introduce niente di tutto questo e quindi è coerente con, da un lato, la protezione degli animali e dall'altro la disciplina, la regolamentazione della caccia? Sì, allora assolutamente è stato detto tutto e il contrario di tutto. Ovviamente a livello mediatico c'è l'utilità di creare anche disinformazione. Io non ho ancora letto e visto delle proposte, se ne è ovviamente parlato a livello di gossip e mi pare che diciamo l'idea parta dal ministro Lollobrigida. Cercheremo di verificare il contenuto, ecco, di queste norme. Devo dire peraltro che la legge è la legge, diciamo, sulla materia della caccia, le leggi, perché poi sono una legge principale e poi numerose altre applicazioni anche sul tema, diciamo, delle armi, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire, si tratta di un compendio di norme particolarmente rigorose, sempre più stringenti e che, devo dire, adeguatamente, ecco, intanto tutelano, diciamo, tutta la nostra collettività, ecco, dal rischio che si possano verificare situazioni come quelle che qualcuno paventa. Devo dire che sono tantissimi i volontari, le guardie cozoofile, quelli che svolgono attività di controllo, di repressione, ma anche di, diciamo, educazione al mondo, in qualche modo nel sistema, ecco, diciamo, dell'ambiente, della caccia, ma soprattutto anche in quelle che possono diventare delle diciamo esagerazioni, esasperazioni o peggio anche delle violazioni di norme che, ripeto, sono molto stringenti. E ad oggi quando si va ad esempio in un bosco, si va in un'area verde, al di fuori delle attività di caccia, gli animali selvatici sono tutelati in maniera molto rigorosa da qualunque atteggiamento che, al di fuori ovviamente
delle diciamo licenze e delle autorizzazioni alla caccia che ci sono garantiscono che i nostri consociati portino il massimo rispetto all'ambiente, all'ecosistema e agli animali stessi che, ad esempio, se disturbati, aggrediti o diciamo infastiditi possono in qualche modo far nascere delle responsabilità anche nei confronti di semplici cittadini. Quindi il nostro è un sistema che in questo momento vede coesistere, qualcuno dirà tutto il contrario di tutto, sì è vero, ciò che si può tutelare in certe fasi diciamo dell'anno e della giornata si può anche aggredire attraverso l'attività della caccia. Devo dire che il nostro compendio di norme è talmente stringente e rigoroso che non so quanto poi sarà possibile allentarlo e ammorbidirlo a fronte di sensibilità che esistono e che in qualche modo consentono sia al cacciatore di esercitare l'attività venatoria, ma ovviamente anche al resto diciamo dei consociati e della nostra collettività di rispettare e far sì che si mantenga diciamo l'equilibrio dell'ecosistema in rapporto ad attività che sono in qualche modo lesive diciamo del mondo in qualche modo degli animali. Quindi vedremo cosa verrà proposto dal Ministero e noi diciamo saremo in grado sicuramente di dare poi una valutazione. Senta, per concludere, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Guardi, con il Dipartimento faremo proprio domani sera una prima riunione, c'è la volontà di andare avanti su 2 specifiche battaglie, una l'abbiamo portata praticamente diciamo a definizione pochi giorni fa. Si tratta della grande opportunità di poter far viaggiare ad esempio anche in aereo in maniera diciamo meno rigida animali da affezione a determinate condizioni che ENAC ha individuato per le compagnie di trasporto. Dall'altra una battaglia che ci vede impegnati, dicevo prima, per riconoscere la necessità di introdurre delle limitazioni. Abbiamo fatto una presentazione pochi giorni fa con l'onorevole Ziello alla Camera dei Deputati, limitazioni per coloro che intendano detenere alcune tipologie di animali cosiddetti molossoidi o cani che sono predisposti insomma alla difesa, e quindi abbiamo elencato una serie di caratteristiche per diciamo specie di razze di cane che possono essere detenute con un patentino che qualifichi il possesso del possessore, appunto del detentore, del proprietario, in virtù della necessità di garantire a tutti i consociati alla salute degli animali il rispetto dovuto, perché purtroppo si tende a criminalizzare l'animale ma a dimenticare che spesso è mancante l'educazione umana. Quindi è una proposta che intendiamo accompagnare anche dalla possibilità di un DASPO urbano per chi violasse diciamo questo precetto, che prevede la necessità di in qualche modo affrontare un piccolo corso al termine del quale ci sarà il rilascio in caso di positivo esito di un patentino che consentirà al soggetto di provare il possesso di requisiti minimi per detenere alcune tipologie di animali che evidentemente hanno delle esigenze di un certo tipo e che queste bisogna che il possessore abbia in qualche modo contezza di quali siano. Quindi questi sono i prossimi elementi su cui ci concentreremo per vederne approvati insomma i contenuti. Devo dire quello che le stavo anche anticipando, la volontà di poter introdurre nel nostro sistema anche una forma di divieto di detenzione di animali per coloro che si siano macchiati di particolari gravi reati nei confronti di questi. Molto bene, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos
E passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Rieccoci qua alle 9, 5 minuti e 46 secondi. Aspettiamo di entrare in comunicazione con il sottosegretario Alessandro Morelli per l'Italia da fare. Nel frattempo la nostra, diciamo così, la nostra trasmissione. Ecco qua. Caro Antonino, lei e noi non meranesi non versiamo un centesimo per lo stipendio del sindaco di Merano, che lo contestino chi lo paga. Buona giornata Dario. Quindi noi con le nostre tasse non contribuiamo a pagare lo stipendio ai sindaci in Italia, perdonami. Ecco, la Meloni parla di burocrazia UE, adesso facciamo la patente per il cane, ma dai. Davvero. Ora l'avete sentita l'ultima battaglia che santamente, giustamente, quella è un'altra santa donna, Isabella Tovaglieri sta combattendo? Cioè, ma voi vi rendete conto che questi vogliono obbligare la gente che ha una macchina oltre i 10 anni, in teoria, a fare la revisione ogni anno? E per quale motivo io devo fare la revisione ogni anno? Per quale motivo? Poi esci per strada e vedi certi furgoni in mano ai soliti noti che girano sbattuti, con la ruggine di fuori, con gli stop che non funzionano, con una nuvola nera che si lasciano dietro mentre camminano, però ma quelli devono lavorare. Noi altri invece tutti quanti ci grattiamo la panza, vero no? Stiamo qua, tanto il tempo è buono, la giornata è lunga, un drink e si passa tempo. Ma che cacchio di discorso è? Io veramente credetemi, sono esterrefatto, letteralmente esterrefatto. Comunque, visto che è stata evocata la sindachessa di Merano, io ora vi voglio leggere questa cosa di, come si dice, di Giuliana Amato,
il quale appunto su Il Tempo cosa ha detto? Il tricolore maschilista, andiamo a pagina 2, il tricolore maschilista, signori. Amato, giusto rifiutare la fascia tricolore, era un gesto maschilista, bufera sull'ex premier. In una lezio in Alto Adige giustifica la neosindaca di Merano Zeller, critica Craxi, spiega ai giornalisti che a volte è meglio nascondere le notizie. Sentite un po' voi che cosa dice nella cerimonia per gli 80 anni al quotidiano Alto Adige a Bolzano. Giuliana Amato si spinge a sposare la linea di Catarina Zeller in una lezio che in certi passaggi ha un che di sacerdotale, in altri addirittura papale, visto e reiterato invio ai giornalisti, a costruire ponti da bravi pontefici. I fatti. L'ex premier ricorre alla metafora biblica della della Torre di Babele per affrontare il tema della convivenza delle comunità che parlano italiano e tedesco. Dio, osservano Amato, avrà detto: tenetevi tutti voi uomini la vostra identità, ma provate a capirvi anche se parlate lingue diverse. E poi critica Craxi, che voleva restituire la provincia all'Austria e considerava Saint-Germain, i trattati post-bellici per la ripartizione dell'impero austro-ungarico, una ferita. Invece l'autonomia è stata la nostra salvezza. Vabbè, lasciamo stare l'ex premier Amato e torniamo a parlare di Italia da fare con il sottosegretario Alessandro Morelli. Sigla. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ecco, poi dice che la politica non è a servizio del cittadino. Meno male, perché il sottosegretario Morelli mi ha appena salvato da un travaso di bile, perché stavo per leggere tutta la tirata walk di Giuliana Amato sulla sindaca di Merano che non si voleva far mettere la fascia. Quindi intanto il mio fegato la ringrazia. Secondo, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, caro sottosegretario, intanto direi che si porta a casa un altro risultato del programma di governo con la conversione in legge del DL sicurezza, anche se, e qui davvero verrebbe da citare il generale Vannacci, siamo al mondo al contrario, mentre in Parlamento, nella sede della democrazia, ci sono i soliti noti che addirittura paragonano le nuove norme contro le occupazioni abusive di case eredi delle leggi fascistissime, niente di meno. Addirittura fuori i pacifisti inscenano una manifestazione cercando di attaccare le forze dell'ordine. Tra di loro c'è persino un assessore del terzo municipio di Roma, il quale a sua volta ammette: sì, io vivo in una casa occupata. Ecco, riusciamo a dare un senso a questa cosa, se c'è un senso? Il senso è chiarissimo. Da un lato c'è chi sta con la legalità, le proposte, le richieste che i cittadini ci fanno, perché Antonino, allora la politica è una cosa chiaramente molto complessa, ma altrettanto su alcuni aspetti è veramente semplice. I cittadini ci chiedono delle cose, se quelle cose non riusciamo a farle, i cittadini poi chiaramente ci valutano e ci votano. Ed esprimono il loro voto, il loro apprezzamento o meno rispetto a quanto abbiamo fatto, scegliendo molto spesso, purtroppo, a prescindere dalle ideologie, dalla testa di partito che magari sei in tasca. Questo riguarda chiaramente una grande minoranza dell'elettorato, cioè i militanti di partito, di ogni partito, attenzione, sono la stragrande minoranza della complessità dell'elettorato. Il dato qual è? Che io sto facendo esattamente quello che i cittadini mi chiedono. Cioè, oramai è arcinoto, e non lo vediamo solo attraverso i social media, i servizi televisivi di diritto e rovescio, di quarto grado, delle casistiche che purtroppo coinvolgono molte delle nostre aree metropolitane. Cito il caso chiaramente, diciamo, abbastanza limite
delle signore che approfittano del loro stato di gravidanza o del fatto di avere dei bimbi piccoli, e su questo è incredibile che la sinistra, che dovrebbe essere vicina agli ultimi, eccetera, eccetera, non alzi mai la voce rispetto a questo comportamento di questi personaggi, di queste donne che, ribadisco e sottolineo, approfittano del fatto di essere incinte, sono perennemente incinte o hanno dei bimbi piccoli semplicemente per avere delle possibilità in più in fase processuale. Ecco, siccome i nostri concittadini, quando scendiamo per strada, ci dicono: ma è possibile che abbiamo paura a prendere la metropolitana, nelle metropolitane si verificano sempre dei fatti gravissimi, incresciosi, ma non solo. Questa fattispecie causa anche dei gravi danni di immagine al paese, perché chiaramente se probabilmente Antonino o Alessandro sono diciamo meno soggetti ad essere attenzionati da questi personaggi, da questi delinquenti, lo sono molto di più i turisti che vengono nel nostro paese e che frequentano le grandi città. Ora, abbiamo fatto una norma che prevede appunto che in fasi protette, con situazioni chiaramente particolari rispetto a tutti gli altri, eccetera, eccetera, queste signore non possono più approfittare del loro stato di gravidanza, e la sinistra chiaramente ci rigetta contro qualunque tipo di impropero. Ma questo è quello che ci chiedono i cittadini. Stessa cosa vale chiaramente sul fronte dell'occupazione delle case abusive. Lasciamo stare il caso limite della Salis, lasciamo stare il caso che neanche sapevo, anzi grazie per avermene informato, del rappresentante del Municipio 3 di Roma che vive in una casa che dichiara di vivere in una casa occupata, ma questi sono casi limite. Il problema è che quando la signora Peppina purtroppo finisce all'ospedale o va in vacanza con i nipoti per alleggerire i genitori che devono andare al lavoro durante il periodo estivo, durante il periodo dei mesi estivi, torna e si ritrova la casa occupata. E quello è il problema, non la Salis. La Salis lasciamola perdere, oramai è una macchietta, la macchietta di se stessa, ma il dato è che la signora Peppina non ha più la casa popolare o la casa privata, si ritrova i mobili per strada, e quello che sto dicendo, caro Antonino, non è quella fiction che viene raccontata in televisione, per cui vabbè, è il caso, anche in questo caso stiamo parlando di limiti. No, sono casi che avvengono. E dunque Come no? è assolutamente ragionevole che il governo di centrodestra, che la Lega, perché i nostri elettori, cioè gli elettori della Lega, chiedono alla Lega di essere diciamo ferma su questi punti, stiamo facendo quello che i nostri concittadini, i nostri elettori ci chiedono a gran forza. Dunque a me delle polemiche che fanno gli esponenti della sinistra, ma ben vengano, perché io mi auguro che i nostri concittadini, a parte i militanti di partito, che chiaramente hanno un'ideologia, hanno una tessera e quindi diciamo hanno evidentemente un indirizzo anche mentale, e che tutti gli altri si accorgano che quello che stiamo compiendo è esattamente in linea con quanto ci chiede la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, che non ha una bandiera, che non ha una tessera di partito, ma che semplicemente chiede un po' di buonsenso, perché rivedere la scippatrice per la 30ª volta nella metropolitana, oltre che essere devastante dal punto di vista della sicurezza, per quanto riguarda i poliziotti, i carabinieri che manco più l'arrestano, perché tanto appunto, come sappiamo, denunciata, piede libero e dopo mezz'ora è fuori. Dal punto di vista della magistratura, perché un magistrato chiaramente verrà chiamato dal poliziotto e dovrà perdere del tempo, fascicoli, eccetera, eccetera. E infine, chiaramente, quello ancora più grave, se non fossero già gravi le prime due questioni, il fatto che io, Alessandro, cittadino comune che vado nella metropolitana, mi rivedo la stessa delinquente che il giorno prima era lì e che ho visto fare uno scippo. Ora, chiaramente stiamo parlando di due delle grandi fattispecie che sono all'interno di questo decreto. L'ultimo al quale veramente sono diciamo legato è il fatto che ci sia una maggiore tutela legale per gli appartenenti alle forze dell'ordine, perché anche questo è un fortissimo limite alla loro operatività. Caro Antonino, tu sai perfettamente, e lo capiamo tutti, quanto sia complicato per un agente di polizia praticare il suo lavoro, perché
oramai, esattamente come vale per i medici, vale per molti settori delle amministrazioni pubbliche, la denuncia è dietro l'angolo o neanche a volte direttamente di fronte a loro. Dunque, rischiare una denuncia sulla quale poi dovrà il dipendente pubblico, in questo caso il poliziotto, il carabiniere, dovrà pagarsi l'avvocato, arrivare al primo grado, secondo grado, perché poi ricordiamoci che dall'altra parte molto spesso ci sono persone poco abbienti alle quali giustamente lo Stato assicura una difesa, e la difesa per le persone poco abbienti è assicurata col pagamento dello Stato. Dunque dall'altra parte hai un contendente che ha un avvocato gratis perché lo paghiamo tutti noi. Da questa parte c'è un esponente delle forze dell'ordine che ha fatto, secondo lui, ha compiuto il suo mestiere e il suo dovere, che invece si deve pagare l'avvocato e al terzo grado di giudizio, quando verrà assolto, riceverà indietro i soldi del costo della propria difesa. E intanto i soldi li ha dovuti tirare fuori però. Quindi Certo. un agente che vede lo scippatore, lo spacciatore è dallo Stato agevolato nel compiere il suo lavoro nella situazione precedente o in qualche maniera è frenato dallo Stato che fino ad oggi non lo tutelava secondo noi a sufficienza? Punto di domanda, la risposta chiaramente ve la siete già data. Dunque grazie all'intervento della Lega, quindi una maggiore tutela legale per le forze dell'ordine, che non vuol dire che le forze dell'ordine hanno sempre ragione, perché se c'è una denuncia l'appartenente alle forze dell'ordine avrà la tutela legale e nel caso in cui fosse riconosciuto colpevole, a quel punto lo Stato si dovrà rivalere su di lui, perché ha compiuto degli atti che non sono stati giudicati inadeguati rispetto al suo mestiere, al suo lavoro. Però è evidente che una tutela da tutti i punti di vista deve essere data. A loro, oggi la Lega si è imposta anche con gli alleati di governo, perché anche qua dobbiamo sottolinearlo, non c'è la sinistra dall'altra parte che fa le manifestazioni, mena i poliziotti, in sede parlamentare parla usa termini veramente impropri rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando, ma ci sono state anche delle sensibilità molto differenti nell'ambito del centrodestra che purtroppo hanno causato un allungamento dei tempi in fase approvativa e ora finalmente grazie a una mediazione all'interno del centrodestra siamo arrivati a questo risultato, ma grazie alla Lega che su questi punti, come sappiamo, è abbastanza ferma, perché semplicemente riteniamo che le iniziative poste in essere siano iniziative di buon senso. Credo non ci sia altro da aggiungere. Sottosegretario, in tutto questo ieri la Presidente Meloni va a parlare al convegno di Confindustria, in quel di Bologna. Il Presidente Orsini dice basta con questa storia che addirittura per l'auto elettrica dobbiamo pagare i carbon credit a Tesla e BYD e in Europa stiamo uccidendo il motore diesel che eravamo riusciti a rendere un motore pulito, scattante. Cito Lucio Dalla, il motore del 2000, e voglio dire, e poi la Meloni giustamente dice ragazzi, oltre a questo c'è anche il fatto che noi non possiamo pensare di fare concorrenza all'America o avere una crescita economica per il semplice e banale motivo che abbiamo, a causa delle imposizioni dell'Europa, una sorta di dazi interni che ci legano le mani. Allora la Mezzola arriva e dice vabbè, però sappiate che il Parlamento è alleato degli imprenditori di tutta Europa e che soprattutto la dobbiamo smettere con questa Europa il cui problema è pigliare e mettere la bottiglia che si attacca, il tappo che si attacca alla bottiglia. C'è una qualche speranza che a Bruxelles qualcuno possa avere, possa essere toccato dalla grazia? Io credo nei miracoli, non so lei, ma c'è la possibilità che qualcuno venga toccato dalla grazia e capisca che magari possiamo evitare di fare l'ultimo passo per il baratro?
Antonino, perdonami, ma tu hai una lunga storia giornalistica e soprattutto conosci quello che la Lega diceva non 2 mesi fa o 6 mesi fa o un anno fa, ma diceva 10 anni fa oramai. E cioè io mi ricordo perfettamente quando nel periodo Renzi and Company, negli anni successivi a quei governi, quindi Renzi, Gentiloni, eccetera, eccetera, io personalmente, quindi non ti racconto la storia di qualcun altro, non è un secondo racconto, è diretto. Io andavo in televisione e dicevo: guardate che l'Europa sta andando verso il baratro, qua bisogna invertire la rotta, tirare il freno a mano e tornare indietro, capire quali sono gli obiettivi comuni che devono essere raggiunti, ma farlo con buon senso. E tutti che ti davano del troglodita, di quello che è contro l'Europa, di quello che, vabbè, insomma, cose che conosciamo, oramai sono delle Il stellette per repertorio me. classico, diciamo. Sì, quindi va bene, cioè, amen. Ora dunque, quello che sto leggendo in questi giorni e anche l'incontro di ieri a Confindustria, francamente mi fa fare un sorriso amaro, perché sono tutti temi e argomenti che la Lega aveva espresso con il suo gruppo dirigente oramai da anni, ma addirittura ci sono degli argomenti che riguardano l'Europa, su cui, guarda, settimana scorsa sono passato a casa della mia mamma, ho tirato fuori dai cassetti le vecchie, sai, un'operazione Marcord, e ho trovato dei volantini, degli adesivi che si inventò Bossi, quindi nel 97, nel 98, negli anni 2000, che sono esattamente, guarda, rifarli, riproporli adesso sono ancora perfettamente attuali. Dunque, Orsini giustamente fa il rappresentante delle aziende, delle grandi aziende, delle medie aziende di Confindustria. Perfetto. Ma dov'era Confindustria quando noi, la Lega, diceva esattamente le cose che ieri lui ha affermato, e cioè che l'Europa non può andare in questa direzione, che serve prendere una strada maestra che è differente da quella della maggioranza Ursula 1 e Ursula 2, perché oggi con Ursula 2 non sta cambiando la solfa. La signora Mezzola, che oggi dice, ironizza sul tappo, sullo stupido tappo che rimane attaccato alla bottiglia, perfetto, ma quando Borghi faceva quelle chiaramente ironiche fotografie col tappo che ti rimane attaccato tra il naso e la bocca mentre bevi, è stato diciamo sonoramente, da un lato moltissimi hanno capito il gioco, dall'altra parte è diventato un meme perché l'hanno preso in giro. Ora dunque, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di associazioni di categoria che, sapendo perfettamente, e se non lo sapevano, sanno che c'era qualcuno che queste cose le diceva. Perché Confindustria ha un centro studi, ha un ufficio stampa, sa perfettamente, esattamente, se io adesso faccio un'uscita, una dichiarazione pubblica su Confindustria, tra mezz'ora il presidente di Confindustria lo viene a sapere, se è una dichiarazione che in qualche maniera loro può essere di interesse. Dunque, per questa ragione è evidente che oramai purtroppo i buoi sono scappati dalla stalla. Il percorso che tantissime amministrazioni comunali, regionali, di sinistra stanno comunque perseguendo, perché io sono milanese, a Milano c'è area B, area C, area tutto quello che vogliamo, fino alla Z, i motori endotermici fino all'Euro 5 non possono più entrare in città, ma in tutta la città, non è che c'è una ZTL per cui nella cerchia, in una piccola e ristretta cerchia dei radical chic non può entrare con la macchina perché il diesel puzza. No, in tutta la città di Milano, da tutto il perimetro, tutto il confine non si può entrare con un'auto Euro 4, Euro 5, e stessa cosa capiterà nelle regioni. Perché, punto di domanda, che siano di centrodestra o di centrosinistra. E il centrosinistra spinge in quella direzione, e quindi hanno attuato delle regole europee prima che queste entrassero in vigore. Sottolineo che a causa delle scelte europee anche le regioni di centrodestra saranno obbligate a mettere dei limiti riguardo al motore endotermico,
Perché? Perché l'Europa è andata in quella direzione. Dunque, ora chi si sveglia ha fatto, fino ad oggi ha fatto la bella addormentata nel bosco, certamente da un certo punto di vista dovrebbe anche riconoscere che fino ad oggi qualcuno che gli stessi, perché io quando parlavo in televisione e dicevo quelle cose, poi il giorno dopo non è che il Sole 24 Ore, cioè l'house organ di Confindustria, mi diceva, beh però la Lega ha ragione su questi argomenti. No, ci prendevano sonoramente in giro, e sono diplomatico nell'esprimermi. Quindi diciamo che la riconoscenza non è di questo mondo, tantomeno in Confindustria evidentemente. Dall'altra parte però ora sicuramente noi siamo a disposizione di tutti coloro i quali finalmente vengono a Canossa capendo qual è la situazione, però c'è anche da riconoscere appunto che qualcuno lo disse in tempi non sospetti e che tanti altri oggi stanno salendo sul carroccio. Sul carroccio del vincitore verrebbe da dire, Vedremo, perché alla non l'ho fine detto perché vedremo se saremo vincitori, perché questo è l'argomento vero, perché comunque oggi siamo perdenti perché abbiamo perso le grandi fabbriche di costruzione del motore endotermico, il mercato dell'auto europeo è disintegrato, il mercato europeo è invaso da prodotti cinesi, BYD che tu hai citato, cioè la più grande impresa costruttrice di auto solo elettriche cinese. Ci sono oltre 100 produttori di auto elettriche in Cina, ok? 100 produttori, mentre noi qua in Europa oramai abbiamo forse 5, 7, 8 case, ma sto allargando chiaramente mettendoci dentro pure la Ferrari e insomma anche delle nicchie. Sì. Là ne hanno 100 solo di produzione di auto elettriche. Che cosa sta facendo? La capacità produttiva di quelle fabbriche, 100 grandi industrie, è di oltre 50 milioni di vetture all'anno. 25 milioni sono quelle che il mercato cinese in questi anni riesce ad assorbire. Questo significa che ci sono 25 milioni di auto in più rispetto al mercato cinese. Cosa sta facendo la Cina grazie alle sovvenzioni del governo a guida partito comunista? Punto di domanda. Sta facendo dumping sui mercati europei e quindi BYD sta mettendo sul mercato delle automobili a dei prezzi ridicoli, meno 30% rispetto al listino normale, grazie alle sovvenzioni del governo cinese. Questo cosa significa? Che una utilitaria ti costa 7.000 euro, quando una Panda, se vai adesso al concessionario, se va bene e hai qualche incentivo, forse la riesci a portare a casa con 15.000 euro. È chiaro che il mercato va in una determinata direzione, poi si può essere contro elettrico, contro questo, contro quell'altro, però la vil pecunia alla fine, alla famiglia che deve mettere assieme il pane, il pranzo con la cena, chiaramente i conti se li fa. E pagare una macchina 7.000 euro rispetto ai 15.000 è evidente che ha un determinato interesse. Quindi cosa succede? Succede che il mercato europeo è invaso a causa di questa sovrapproduzione cinese e al contributo che il governo cinese, il Partito Comunista Cinese ci mette. Il mercato europeo viene invaso, noi non compriamo più le Panda, ma per le Panda, ma come ogni utilitaria, sì, certo, ogni macchina di matrice europea. A quel punto il mercato europeo, le fabbriche europee non esisteranno più perché il mercato è invaso dalle macchine cinesi, non esistendo più il mercato europeo di costruttori europei, è chiaro che l'Europa diventa proprietà delle fabbriche che costruiscono le macchine in Cina. E quindi dopo, chiaramente, fra 10 anni, 15 anni, loro potranno permettersi di non fare più pagare le auto 7.000 euro, ma avranno la possibilità di mettere il costo dell'auto a quanto cavolo credono, perché oramai il mercato è solo loro. E questo è quello che sta succedendo. Sottosegretario, e purtroppo è un bruttissimo scenario. Sottosegretario, il nostro tempo è finito, però ho il piacere di ritrovarci tra una settimana allora. Grazie a tutti voi. Grazie ancora. Noi chiudiamo qui liberamente e a stasera con Zoom. Sigla, grazie. Avete ascoltato l'Italia da fare.